Mandra significava mandria, ovviamente, per cui questo storicamente era il posto dove le mandrie, scendendo dagli alpeggi, si riposavano prima di attraversare il fiume Piave e di andare verso i mercati di Treviso e di Venezia. Per cui una storia antichissima che si sviluppa ovviamente nella tutto quello che era la gestione delle campagne della famiglia Collalto, e questo era uno dei reparti, diciamo. Dal 1700 le mandre si arricchiscono di depositi di granaglie, stalle e successivamente spazi per la lavorazione del tabacco e per l'allevamento dei bacchi da seta. Ci troviamo sull'ala sinistra del complesso in cui ci sono due piani. Nel primo piano abbiamo realizzato il Museo della Vita e della Civiltà contadina, proprio per il desiderio di raccogliere tutti quelli che erano gli utensili e le attrezzature dedicate all'agricoltura. I progressi raggiunti nell'Ottocento sotto la guida del conte Ottaviano subiscono una brusca interruzione con la Grande Guerra. Gli edifici della tenuta, requisiti, ospiteranno la scuola bombardieri del re, la cui straordinaria presenza è testimoniata da un interessante allestimento museale. Con la disfatta di Caporetto, in realtà questi posti vengono tutti occupati dalle truppe austro-ungariche e iniziano i devastanti bombardamenti da parte degli italiani da di là del Piave. La storia qui alle Mandre si coglie anche osservando preziosi dettagli, come la splendida meridiana a ore italiche riscoperta durante i restauri della facciata. Nel dopoguerra mio zio Rami, il conte Rambaldo, costruisce, ritira su e rinizia l'attività agricola che poi mio padre Manfredo continuerà. Altro aspetto che oggi curiamo per utilizzare questi spazi è la stalla di bufale. Qui i bufalotti che nascono nella stalla attigua vengono cresciuti, i maschi, per cui continua ad esserci questa attività legata comunque ancora all'allevamento.